Continua il viaggio negli istituti superiori della provincia attraverso una serie di laboratori teatrali per ritrovare quella socialità a cui studenti e famiglie hanno dovuto rinunciare a lungo. Un viaggio, quello del progetto Offline finanziato dalla Regione Veneto, con l'ente di formazione Irigem, unico partner di riferimento nel Vicentino, e destinato agli studenti dai 14 ai 18 anni. Nella sede Irigem di Bassano del Grappa sono partiti gli incontri con le classi terze di acconciatura ed estetica, fra l'entusiasmo e la curiosità dei partecipanti. Lavoreremo partendo dal sé, da ciascuno di loro, per poi fare il passo verso l'altro, quindi ci sarà anche un concordamento con quanto deciso con gli insegnanti, ci sarà un lavoro sulla consapevolezza di ciascuno di loro. Si gioca molto, perché recitare è giocare, to play, dicono gli inglesi, ed è tramite il gioco teatrale che si riattivano delle consapevolezze proprie e nei confronti degli altri e dello spazio. Il teatro sarà dunque uno strumento che aiuterà i ragazzi di Irigem a migliorarsi anche in vista del loro inserimento nel mondo del lavoro, dove, considerando la tipologia di percorso intrapreso dagli studenti della sede di Bassano, il contatto con il cliente riveste un ruolo fondamentale. Teatro e mondo del lavoro che cosa hanno in comune? Come possono l'uno essere utile all'altro? Sono strettamente legati, secondo me. Sono in relazione nella misura in cui è importante nel mondo del lavoro saper comunicare in maniera efficace e consapevole. Lo strumento che abbiamo è il corpo, la voce è corpo, è fondamentale fare tutti quei percorsi ad esempio di team building all'interno delle aziende, ad esempio di public speaking. Il progetto è destinato a coinvolgere tutti gli istituti superiori della provincia, che potranno a loro volta ospitare e organizzare laboratori teatrali, perché l'aggregazione passa anche dalla condivisione.